Benvenuti a questa edizione di A Voi la Linea. La nostra regione quindi potrebbe passare nelle prossime ore in zona gialla. Sono 14 infatti posti letto in aree mediche che, stando ai dati di ieri, mancano per il superamento della soglia limite che oggi potrebbe essere superata. Poco cambia se sarà questa o la prossima settimana, dice il vicepresidente Riccardi. Il nodo che dobbiamo veramente sciogliere è quello di arginare il contagio. La chiave più importante resta la vaccinazione. In intervista a quella di Marco Pasquariello. Vicepresidente, a ieri mancavano di fatto 13-14 posti nelle aree mediche per il passaggio in zona gialla. E oggi? Oggi vedremo. Stiamo aspettando i dati, però il problema non è se la zona gialla ci vai lunedì o ci vai lunedì dopo, il problema è la tendenza della curva e l'angolatura della curva, quanto cresce e per quanto cresce, per quanto tempo crescerà. Quindi noi dobbiamo monitorare quello e monitorare quello significa intervenire in quelle che sono le condizioni di protezione, cioè dobbiamo evitare di fare le cose che abbiamo visto. I cortei sicuramente non ci hanno aiutati, dobbiamo vaccinarci la terza dose e poi io mi auguro che anche questo conto che noi paghiamo molto insieme alla provincia autonoma di Bolzano, che è quella della mobilità transfrontaliera, perché è chiaro che una componente importante riguarda la mobilità delle persone che arrivano da altri paesi dove l'infezione è molto più elevata e su questo il sistema paese secondo me doveva fare delle cose in più. Non è possibile che noi subiamo, quando pensano che noi siamo quelli che vanno a infettare, ci chiudono i confini, ci mettono i cannoni e le barriere sui confini e quando succede ad altri qui si può fare quello che si vuole. Questo non va bene, come credo sia profondamente giusto non far pagare alle persone che hanno scelto di vaccinarsi delle limitazioni che invece quelli che hanno scelto di non vaccinarsi invece dovrebbero essere soggetti in questo particolare momento. Vedremo anche come andrà il conto della giornata e vedremo come evolverà il tempo di questa cosa. Il virus poi si sposta, bisogna vedere dove va, cioè dove. Sicuramente noi siamo un'area a ridosso di questi due confini dove vediamo che il contagio nelle settimane passate era 2 o 3 volte il nostro, quindi questo è sicuramente uno degli effetti. La linea della regione è quindi quella di una sorta di lockdown austriaco, anche se magari usare queste parole è improprio, quindi appunto delle limitazioni legate alle persone non vaccinate per spingere appunto alla vaccinazione e anche alla terza dose. La vaccinazione ha dimostrato, al di là di quello che qualcuno vuole far passare, anche rispetto alla capacità di riprendersi l'infezione, però blocca la malattia, quindi ci blocca la domanda ospedaliera. Noi non ci rendiamo nemmeno conto della differenza che c'è, pur essendo in sofferenza, tra la dinamica ospedaliera che avevamo e quella che abbiamo adesso con l'andamento del contagio, un rapporto completamente diverso. Quindi la vaccinazione è la strada maestra. Poi io penso che questo Paese non possa permettersi più di chiudere le attività, perché il Covid ha una risposta sanitaria ma c'è anche una risposta sociale che non va trascurata e quindi è evidente che come facciamo a spiegare alle persone che si sono comportate bene con responsabilità che qui siamo tutti uguali? Non è così, bisogna anche avere coraggio di dire queste cose. Uno dei fattori di particolare attenzione della nostra regione è che la nostra regione è una delle regioni più anziane d'Europa e questo studio della CISL lo dimostra. Appunto questo incontro insieme alla CISL va nella direzione di garantire agli anziani delle strutture adeguate. Ma guardi, qui il tema non si riduce soltanto alla fortuna di poter vivere di più. Noi viviamo in un tempo nel quale rispetto a generazioni passate viviamo di più. Questa è una ricchezza determinata dallo stile di vita, dalla ricerca, dalla scienza. Non possiamo affrontare però queste cose con la stessa dinamica dei modelli organizzativi, delle competenze professionali di quando si viveva di meno.
e quindi bisogna avere il coraggio di mettere in discussione alcune cose senza pensare che quello che c'è deve rimanere così com'è e bisogna aggiungere quello che manca. Bisogna rivedere tutto il sistema, non avendo delle posizioni nelle quali se oggi vive qualcuno determinate posizioni, quelle posizioni sono intoccabili, perché ne va della sostenibilità e nella risposta a coloro che ha il diritto, nel momento in cui la sanità pubblica definisce un percorso, di avere delle cure e dell'assistenza adeguata alla condizione del tempo che stiamo vivendo. Notizia dell'ultima ora, ve la leggiamo proprio in questo momento con i dati dei contagi appena arrivati in redazione. Oggi in Friuli Venezia Giulia 615 nuovi casi, 6 decessi. Le persone nell'area Covid sarebbero 189, quindi mancherebbero 3 per arrivare a quel parametro di 192 che ci indirizzerebbe in zona gialla. Ve li leggiamo questi dati: su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 562 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,86%. Sono inoltre 21.746 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 53 casi, 0,24%. Nella giornata odierna si registrano purtroppo altri 6 decessi: una donna di 89 anni di Trieste morta in ospedale, una donna di 87 anni di Pordenone, un 86enne di Trieste, un 80enne di Fiume Veneto, morto a casa, una donna di 72 anni di Povoletto e un uomo di 71 anni di Trieste. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23, mentre i pazienti in altre parti, come vi ho detto, 189. Si registrano anche casi, continuano i casi per quanto riguarda i contagi all'interno del servizio sanitario regionale e anche per le residenze per anziani più contenute rispetto alla prima ondata. 9 casi tra gli operatori a Trieste e Gorizia e 3 tra gli ospiti a Grado e Gradisca di Sonzo. Cosa vorrebbe dire zona gialla per i teatri? Notevoli difficoltà, capienza al 50%. Vediamo cosa ne pensa a questo proposito il direttore dell'ente teatrale regionale ERT, Giuseppe Manzoni, intervistato da Paola Treppo. Probabilmente c'è la possibilità abbastanza alta di entrare in zona gialla. Quali sono le restrizioni? Le abbiamo già dette: la mascherina all'aperto, 4 al tavolo, ma il problema principale riguarda insomma un settore che ha sempre avuto degli alti e bassi, insomma indicazioni sempre molto discordanti, insomma che sono anche i teatri. Ecco, cosa succede adesso se andiamo in zona gialla? Allora, siamo sicuramente il settore più colpito ancora una volta e quindi siamo molto arrabbiati. Oltretutto in questo momento è colpito il Friuli perché siamo quelli che rischiamo di andare per primi. Vuol dire che si torna alle capienze al 50%. Questo vuol dire per noi un danno di varie decine di migliaia di euro, perché proprio a dicembre avevamo spettacoli come Cristicchi e Incontrade eccetera che avrebbero fatto il tutto esaurito. Noi già da oggi abbiamo bloccato le vendite, perché se no non si può, poi si crea la gente l'illusione, viene e dobbiamo rimborsare. Abbiamo già fatto delle campagne abbonamenti che alcune superano il 50%, dovremmo vederci come comportarci in questi casi. Comunque c'era una grande risposta di pubblico, andavano molto bene. Questo fine settimana abbiamo i teatri esauriti anche con l'Ella Costa eccetera, e poi rischiamo dalla settimana prossima o fra 2 settimane di trovarsi in zona gialla e quindi di nuovo al 50%. Siamo molto arrabbiati perché è proprio l'unico settore, cinema, teatri, eccetera, che sono i settori più sicuri, perché facciamo veramente il controllo dei Green Pass a tutti, tutti tengono la mascherina tutto il giorno, e qui adesso saremo anche molto polemici perché i ristoranti non lo fanno, se lo fa 1 su 10, anche in Friuli, e quindi ecco, noi siamo tutti d'accordo anche sulla proposta delle regioni di fare un lockdown mirato per i non vaccinati, che è una cosa molto buona, questo permetterebbe ai vaccinati di continuare ad andare a teatro, ed è una posizione unanime degli operatori teatrali. Però anche questa funziona se ci sono i controlli, perché se non fanno i controlli su chi controlla i Green Pass nei ristoranti, nei bar eccetera, sicuramente anche questa cosa sui vaccinati non funziona.
Ecco, era una stagione quella dell'ERTA annunciata con iniziative di grande spessore, dava una ventata di aria nuova, insomma dopo un periodo difficile, intendete fare qualche manifestazione, qualche azione di protesta? Vediamo come va adesso su questa indicazione delle regioni che dovrebbero uscire oggi e se viene accolta modificare magari le disposizioni per la giornata gialla con un lockdown più mirato. Ecco. Aspettiamo di vedere cosa succede. Quindi insomma non escluse anche iniziative naturalmente di carattere pacifico ma che facciano capire insomma qual è la difficoltà di questo settore, come appunto si diceva uno tra i più colpiti e probabilmente uno dei più sicuri viste le garanzie insomma che danno all'interno degli spazi teatrali. Ecco, si parla naturalmente, adesso sono ipotesi, sono voci, che poi a dicembre se i casi aumentino il colore diventi arancione. Beh, speriamo che questo non succeda, ecco, non vogliamo neanche pensarci a questo, perché questo vorrebbe dire una chiusura di tutte le attività di nuovo, perché si chiude alle 6, noi facciamo attività serale e quindi si chiuderebbe tutto, ma non pensiamo adesso all'arancione assolutamente, se no anche moralmente ci deprimiamo tutti, perché già le difficoltà sono 1000, le problematiche sono 1000, con tutti i protocolli, con tutte le cose, con anche reperire personale per tutte le procedure in più che dobbiamo fare, siamo tutti in difficoltà anche appunto su questa cosa del personale, veramente sarebbe impossibile pensare di tornare indietro, quindi fare tutto un lavoro inutile, non vogliamo neanche pensarci, ecco. Nel caso si vada in zona gialla e ci sia la necessità comunque di portare avanti dell'attività, si può pensare di tornare all'online, cioè allo spettacolo virtuale? Ma io spero di no, perché lo spettacolo virtuale è un'altra cosa, noi si chiama spettacolo dal vivo, li abbiamo fatti anche noi, continuiamo delle trasmissioni online, incontri con gli attori eccetera, perché sono promozionali all'attività teatrale. Però si chiama spettacolo dal vivo e prevede 2 parti, il pubblico e gli attori. Se ne perde una, insomma, è un'altra cosa, quindi speriamo di no, ecco, questo speriamo di no. E allora seguiremo in giornata l'evolversi della vicenda, insomma, per capire se effettivamente la nostra regione si colorerà di giallo. Allora da qui è tutto, da Udine. Grazie a Paola Treppo, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti sempre con A Voi la Linea. Bentornati in diretta con A Voi la Linea, parliamo ora della CISL regionale che ha affidato uno studio all'Università di Udine sulla situazione di anziani e fragili nella nostra regione, iniziando un percorso che porti all'innovazione dei servizi di una fascia che, dati anagrafici alla mano e demografici, sarà sempre più rilevante nel prossimo futuro. Sentiamo. Bordin, questo studio della CISL che è stato presentato oggi parte da un dato importante, che una persona su 4 in Friuli Venezia Giulia ha più di 65 anni ed è una percentuale che aumenterà nel corso dei prossimi anni. Sì, l'ha illustrato bene il professor Garlatti questo dato demografico che è assolutamente complicato perché si arriverà ad avere un 20% in più di persone che avranno anche problemi di salute importanti, perché con l'aumentare dell'età, lo sappiamo bene, aumentano anche le malattie e l'utilizzo anche del sistema sociosanitario, quindi da questo punto di vista ci sono 3 problemi che sorgono: come diamo risposte, cioè come l'offerta riesce a dare risposte a queste persone, a questi utenti, e dall'altra parte come riteniamo sostenibile il sistema. Ecco, credo che questo sia mantenendo poi la qualità della risposta che dobbiamo dare. Ecco, noi oggi con questa iniziativa, anche la presenza dell'assessore, abbiamo voluto porre il tema, perché è vero che siamo in pandemia e quindi ci stiamo guardando verso altre cose, però le famiglie hanno bisogno di avere risposte anche in questo momento, soprattutto per chi appunto ha delle difficoltà di salute e che devono essere tutelate e rese comunque risolte o quantomeno assistite per quanto riguarda le loro problematiche. E le risposte passano dall'innovazione? Per noi sì, cioè il sistema così com'è, l'abbiamo visto, ci sono delle risposte, ma sono molto frammentarie, sono molto sbagliate,
c'è poca innovazione e quindi crediamo che ci sia da mettere in campo da subito questi temi e difatti i prossimi step della ricerca fatta dalla CISL insieme all'Università di Udine passa proprio per questi 3 temi che sono l'innovazione in senso organizzativo, l'innovazione in senso legislativo e l'innovazione rispetto alle risorse, delle strutture di risorse da reperire per dare risposte importanti a questo sistema sociosanitario che è buono, ma che nel tempo tende a peggiorare e sicuramente a non essere più sostenibile anche dal punto di vista delle risposte che le famiglie possono dare, no? Rispetto ai bisogni dei propri cari. Insomma. Avete trovato però un ascoltatore attento nell'assessore Riccardi, nel vicepresidente Riccardi. Sì, noi abbiamo chiesto a Riccardi su alcune partite, anche perché con Riccardi ci siamo posti non in maniera ideologica, ma andando a partire proprio dai dati, no? Che sono stati condivisi, partire e fare un ragionamento, soprattutto su quello che può essere, e soprattutto sul tema della domiciliarità. Ecco, credo che questo sia il tema importante, lui ci ha dato una risposta positiva rispetto a questo confronto e crediamo che il lavoro che si potrà fare, che verrà fatto, sarà assolutamente, come dire, di stimolo sia alla politica ma anche al tessuto socio-economico di questa regione. Ecco, questo era solo il primo passo, i prossimi? I prossimi sono appunto questi step dal punto di vista della ricerca, i 3 step su quello che sono l'innovazione sull'organizzazione, l'organizzazione sulla legislazione, l'innovazione su quello che sono le modalità di offerta di servizi. I prossimi step, anche politici per noi, sono cercare di dar gambe a questi che sono i temi che per noi sono importanti, soprattutto per la domiciliarità. Svelate questa mattina nella sede della Regione a Udine le date della prossima edizione di Mittelfest che avrà come tema l'imprevisto. Ci racconta tutto Paola Treppo che ha seguito per noi la presentazione. A te Paola. Vediamo insieme quali sono le novità per il prossimo anno per Mittelfest. Novità, intanto io dico le date, poi il direttore vi dirà il tema, visto che è lui diciamo il capo sull'aspetto artistico. Noi faremo il Mittelfest, come abbiamo già preannunciato, dal 12 al 15 di maggio avremo il Mitteljang, dal 22 luglio al 31 luglio ci sarà il Mittelfest, quindi torniamo durante l'estate, diciamo in scena, è un programma interessante, quest'anno avremo paese partner e sarà l'Austria. Il Mitteljang ha sviluppato tutta una serie di relazioni, proprio oltre alla Slovenia che era il partner di quest'anno, abbiamo l'Austria appunto come partner del 22, quindi in un progetto che vede allargare tutto questo bacino dell'Alpe Adria in modo virtuoso. E poi continuiamo su tutto il progetto Mittelland, che è un progetto di territorio su cui abbiamo investito molto lo scorso anno e su cui intendiamo continuare a investire. Abbiamo visto che i risultati ci sono stati e quindi insomma ci aspettiamo anche un 2022 molto vivace. Grazie. E vediamo quali sono i contenuti artistici con il direttore artistico. Allora, il tema, oggi lanciamo il tema per il 2022 che sarà imprevisti. È come dire una parola che può avere vari eco, sicuramente può rimandare anche alla dimensione ludica, tutti noi conosciamo quel gioco che a un certo punto ha la carta magica dell'imprevisto che potrà portare bene o portare male, ma la cosa che a me sembrava interessante era provare a prendere gli imprevisti non soltanto per ciò che ad un certo punto accade e ci si manifesta di fronte, ma provare a prenderli per riflettere su quello che ci succede intorno, magari sotto al naso, ma che semplicemente non conosciamo perché non tutto ci è dato sapere. Ad un certo punto questo ci si rivela e lì la partita diventa interessante perché dobbiamo reagire o rapportarci con gli imprevisti, nel bene e nel male, perché per l'appunto alcuni possono essere più che positivi. La dimensione di ciò che ci sorprende, quello che vorrei che il Mittelfest del 2022 potesse raccontare e il valore anche di lasciarsi sorprendere e di saper reagire bene alle sorprese. Insomma, imprevisti anche un po' quelli che stiamo affrontando quotidianamente, quindi quale tema più azzeccato anche per l'edizione del prossimo anno. Allora, qui dalla sede della Regione le anticipazioni per quella che sarà l'edizione 2022 di questa splendida manifestazione.
Grazie a Paola Treppo. Il Parlamento europeo ha lanciato una campagna in difesa della biodiversità continentale che vede per il nostro paese tra i portavoce Marco Dreosta, intervistato da Marco Pasquariello. La biodiversità europea risulta essere una delle più importanti e ricche del nostro pianeta. Un patrimonio naturalistico e culturale che merita di essere tutelato soprattutto attraverso quelle categorie che operano quotidianamente e direttamente nel settore ambientale. Conosciamole assieme. Il cacciatore di oggi svolge un ruolo prettamente gestionale nella tutela e nel mantenimento degli habitat. Incentiva anche la crescita di una popolazione animale sana e forte tramite il prelievo selettivo. Preservare le specie tipiche è un impegno costante che il pescatore porta avanti, contribuendo ad eliminare quelle invasive che danneggiano la nostra biodiversità. L'apicoltura è un'attività preziosa che porta grande beneficio alla biodiversità che ci circonda. L'allevamento estensivo è una pratica millenaria che si pone in equilibrio con l'ambiente e con la conservazione del paesaggio. Il pascolo favorisce il mantenimento di un ambiente unico per la riproduzione di molte specie di uccelli e di insetti. L'agricoltura sostenibile oggi è il principale obiettivo verso il quale puntare per ottenere produzioni di qualità nel rispetto dell'ambiente. L'acquacoltura estensiva si inserisce perfettamente negli habitat lagunari tramite il costante monitoraggio delle condizioni ambientali. Queste ed altre realtà tradizionali, unite all'impegno di ognuno di noi, sono alla base della sostenibilità ambientale che l'Europa in questo momento ci chiede. Il futuro è adesso e cambiare per migliorare è un nostro dovere. Non ci sono altre notizie, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione. Ci vediamo questo pomeriggio con il notiziario di Telefriuli in onda a partire dalle ore 16:30 in diretta. Grazie, arrivederci.